Amatissima in tutta la Sicilia, la scacciata, una sorta di focaccia ripiena. Ogni città ha una variante leggermente differente. Oggi vi mostro la mia versione preferita, quella preparata in provincia di Messina, e difatti gli ingredienti richiamano un po' la focaccia tipica messinese. Gli ingredienti per l'impasto sono una buona semola rimacinata, del lievito di birra fresco, del sale, un po' di zucchero per attivare la lievitazione, dell'olio di oliva e l'acqua. Facciamo spazio al centro, sbricioliamo il nostro lievito, aggiungiamo un cucchiaino colmo di zucchero e un po' di acqua. Man mano andiamo a richiamare e incorporare altra farina. Sempre lontano dal lievito, aggiungiamo il sale. E come ultimo ingrediente l'olio di oliva. Per comodità divido l'impasto già in due panetti. Una porzione più grande sarà la base, la porzione più piccola sarà la copertura della nostra scacciata. E adesso li facciamo lievitare al calduccio, forno spento con luce accesa. Ed ecco gli ingredienti del ripieno: oltre alla scarola, pomodorini, aglio, acciughe, sottolio, olive nere e poi il formaggio che proprio non può mancare in Sicilia, la tuma. Facciamo un soffritto con olio, aglio, ma soprattutto aggiungiamo subito le alici così da farle sciogliere lentamente fino a diventare come una crema. Mentre i pomodorini prendono sapore e iniziano anche a formare una sorta di sughetto, aggiungiamo le olive nere. Diamo intanto una giratina per permettere alla scarola di prendere sapore e poi mettiamo il coperchio per aiutare la sua cottura. Adesso continuiamo ancora qualche minuto alzando la fiamma così che questo fondo si asciughi perfettamente. Pronto il nostro ripieno che lasciamo raffreddare e nel frattempo ho ripreso la pasta, anche questo ormai lievita. Ultimo passaggio. Bucherelliamo il fondo. Gli ingredienti ci sono praticamente tutti, tranne la tuma che aggiungiamo a pezzettoni. Secondo disco di pasta con cui andiamo a coprire la nostra schiacciata. Ovviamente è necessario togliere gli eccessi di pasta, quindi andiamo a ritagliare quello che avanza. Bucherelliamo un po' anche la superficie per permettere in cottura al vapore di uscire e poi diamo una spennellata con olio di oliva per farla dorare. Finalmente possiamo andare in forno. Impasto morbido e profumato, un ripieno ricco, ecco a voi la scacciata siciliana con scarola, tuma e acciughe.